San Giuseppe, buon San Giuseppe, tanti auguri a tutti i Giuseppe, o meglio, a ai Isep, perché in del Milanese Classic e si dice no Giuseppe, ma Isep, guardando il vocabolario dei cherubini, anche se noi ormai adesso si dice Giuseppe, per Giuseppe. Giuseppe, come sappiamo, lo sposo di Maria, della Madonna, il papà putativo di Gesù. Potremmo stare qua a fare non so quanto tempo di presentazione, di ricordo, di illustrazione, eccetera, di questo santo e di tutto quello che ci è collegato. Vi fai auguri a tutti quelli che conosci, che si chiamano Giuseppe, a qualcuno l'ho già fatto ovviamente direttamente, però vorrei raggiungere Giuseppe e Giuseppina ovviamente, anche tutte le donne, quindi Pinuccio, Pino, Peppino, Pinuccia, Giusi, Giuseppina, insomma, tutti quelli che ganano che fa appunto il Giuseppe. Nome un tempo molto più diffuso di adesso, forse adesso lo si usa di meno, però ci sono ancora dei bambini e ragazzi a cui viene dato il nome di Giuseppe. È una festa, anzi è una solennità, un tempo per chi ha una certa età si fa per dire, si ricorda che era festa di precetto ed era anche festa civile, si stava a casa a scuola del laurato. Adesso no, se qui è laurato, però insomma è sempre una festa, liturgicamente è una solennità, tant'è vera che in che si può mangiare dei gras anche se è venerdì di Quaresma, perché come ho appurato tramite il gentile Don Fausto dell'ufficio preposto della diocesi di Milano, per essere sicuro o andare, come si suol dire, alla fonte delle notizie, quando San Giuseppe o l'Annunciazione del Signore, quindi il prossimo 25 di marzo, se cadono in venerdì di Quaresima, ovvio che non sia venerdì santo, diciamo, vengono sospese le limitazioni, tra virgolette, nel senso che nel rito ambrosiano non è più venerdì aliturgico ma si celebra la messa e volendo si può mangiare la carne. È chiaro che non vogliamo essere legalisti, non è una questione di mangiare la carne, il PES, mangiare più se mangiare di meno, si sa, anche il mangiare, ormai uno potrebbe non mangiare la carne e fare dei pranzi sofisticatissimi, però evidentemente così, è una cosa, diciamo, curiosa, se vogliamo, singolare da sottolineare. Ovviamente vi fammi auguri a tutti i papà, a partire da me, e mi desideri anche a tutti gli uomini. Recentemente c'è stata la festa della donna l'8 di marzo, prima c'era stata Sant'Agata, dunque ai don vi fai gli auguri anche agli uomini, che sia in papà ma che se no fa niente, specialmente ai mariti, che i don dicono che lui viene supporta tanto, gli uomini anche a loro, vabbè, si supporta un tuccio e ciao, e San Giuseppe il meriterà. Quindi un pensiero anche a altri Giuseppe, qualcuno oggi ha ricordato giustamente che anche il Papa emerito Benedetto XVI, Joseph Ratzinger, era Giuseppe di nome, quindi i vari Giuseppe siano i nostri destinatari dei nostri auguri oggi. Siccome si può mangiare la carne, io penso bene di fare una bella cassola di San Giuseppe, magari perché i scifini sono anche all'inverno, se no se ne farò un'altra, perché dopo i versi cominciano a avere più quei giusti. E comunque, verso la primavera, tant'è vero che San Giuseppe è proprio la festa che prelude alla primavera. Fra pochi giorni inizierà la primavera dal punto di vista anche astronomico, e un pensiero mi va anche a chi appunto la primavera la vorrebbe fare giustamente in maniera festosa, eccetera, ma purtroppo siamo diciamo bloccati, limitati ancora da questa emergenza sanitaria, e se ne fa. E San Giuseppe mi proteggerà, però adesso per completare il discorso vorrei farvi vedere, non so se senti il sul font, senti blu 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 della cassola che la va, vi fa vedere la cassola di San Giuseppe. Tela chi, eccola chi, va che bella cassola,
che le drenda e fra un po' la mangio con tanto bel fa. Come al solito che dentro i custin, i vers, la verdura che mi fa prima e mi fa ben rosulà e poi di bei cudec. Ben, buon appetito con Giuseppe.